Oggi vi racconterò le motivazioni per cui ho vaccinato i miei ragazzi contro il SARS-CoV-2 e per cui spero di riuscire a darvi delle indicazioni per vaccinare anche voi i vostri figli. Il dottor Giangiacomo Nicolini, pediatra e specialista in infettivologia negli ospedali di Belluno e Pieve di Cadore e membro del direttivo della Società Italiana di Infettivologia in età pediatrica, spiega dati alla mano efficacia e sicurezza del vaccino mRNA approvato per i bambini sopra i 12 anni. L'efficacia è estremamente elevata, alcuni studi documentano addirittura il 100% di efficacia in età pediatrica anche nei confronti della variante Delta. Per quanto riguarda gli effetti collaterali, questi sono veramente rarissimi, molto poco importanti. Rarissimi gli effetti collaterali, 4 casi su milioni di soggetti vaccinati, con risoluzione spontanea in pochissimi giorni. In questo momento delicato, afferma Nicolini, è fondamentale ridurre la trasmissione e la diffusibilità del virus per cercare di avere un effetto gregge e quindi di proteggere anche le persone che non si possono vaccinare. È importante avere una copertura dell'80%. La quota che manca in questo momento è quella proprio dei nostri figli, dei nostri ragazzi. È molto importante poi che i nostri figli possano tornare ad avere una vita relazionale assolutamente normale, e questo nell'ambito domestico chiaramente, ma anche nell'ambito scolastico, nell'ambito sportivo, dove i protocolli potranno, nel momento in cui i ragazzi saranno vaccinati, cominciare ad essere un po' più leggeri. I nostri ragazzi hanno assolutamente bisogno di tornare alla loro socialità, aggiunge Nicolini, che precisa ancora. È vero che i ragazzi si ammalano meno e si ammalano con una sintomatologia meno importante rispetto agli adulti, ma abbiamo anche avuto, anche qui a Belluno, dei casi importanti, per cui con terapie più prolungate nel tempo, con risoluzione più lenta nel tempo. Quindi non pensiamo che sia sempre proprio un virus innocuo anche nei confronti dei nostri figli. Io i miei ragazzi più grandi in età da vaccino li ho vaccinati, e voi?